Giornata nera sulle strade della Marca, 2 gli incidenti stradali a poche ore di distanza l'uno dall'altro, a perdere la vita il 70enne Giovanni Moretti, residente a Canareggio in Laguna. L'uomo era al volante di una jeep e percorreva la Treviso Mare verso la città. Uno schianto violento, forse causato da un malore, che lo ha fatto finire contro il pilone del sovrappasso a poche centinaia di metri dalla tangenziale cittadina. Praticamente la macchina ha cominciato ad accostare sulla destra, ma senza diminuire la velocità. Io pensavo sinceramente su un primo momento che avessero aperto o una strada o si fermasse per qualche altro motivo, e dopo invece l'ho visto senza frenata né altro andare su per il palo di cemento. Gli automobilisti che seguivano il 70enne si sono immediatamente fermati per prestargli i soccorsi, ma le condizioni dell'uomo sono da subito apparse disperate. Non era cosciente, era un po' svenuto. Dopo l'abbiamo chiamato con un'altra signora e si è rianimato un attimino, però rianimato sarebbe una parola un po' forte. E poi sono arrivati il 118 e hanno visto che insomma era deceduto. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani che hanno provveduto a deviare il traffico lungo uno dei 2 sensi di marcia. Toccherà a loro stabilire quale sia stata la causa dell'incidente. In mattinata un altro schianto ha invece mandato in tilt il passante. 10 persone, tra cui 2 bambini, sono rimaste ferite nel ribaltamento di un furgone in viaggio verso Trieste a causa dell'esplosione di uno pneumatico. Lo schianto nei pressi dell'uscita di Casale sul Sile. Il mezzo, un Renault Master, aveva a bordo 15 romeni. A destare maggiore preoccupazione le condizioni di 2 bambini. Sul posto la polstrada, il SUEM e i vigili del fuoco.